Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Limonare tantissimo. Come stai senza me, come stai, amore bellissimo? Come sto senza te, come sto, amore malissimo? Ho sbagliato a lasciarti da sola, ho sbagliato a chiamarti una sola, ora do dell'idiota a me stesso e lo dico fortissimo. Con chi hai fatto l'amore in mia assenza, spero nessunissimo. Quanto ho fatto l'amore in tua assenza, ti giuro pochissimo. Nella notte che scende sui viali, certe donne a me fin troppo uguali, ti assicuro però che ho pagato quell'amore carissimo. Tornerai, 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 io spero prestissimo. Darti fuoco alla macchina è stato un errore grandissimo. Metti il casco, mio amore piccino, e raggiungimi col motorino. Puoi prestarmelo poi quando arrivi, che mi serve tantissimo. Tu mi dici che son nauseabondo, che non c'hai mica scritto Giocondo, e mi dai una testata sul viso, ma lo apprezzo tantissimo. Io ti amo, je t'aime, je te quiero, I love you moltissimo. Te lo dico con tutte le lingue, scandito benissimo. Vieni a darmi sollievo alle mani, ma poi scendi a pisciare i miei cani nei giardini che videro noi. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, buonasera a te, buon lavoro amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, la numero 1229 di martedì 7 luglio dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, oppure 029294 7222 se volete dire la vostra attraverso il telefono. Quando ve lo dirò io, soprattutto dopo le 18:35, quando avremo con noi lui, implacabile come sempre, il senatore Claudio Borghi Aquilini al microfono per la scuola di magia. Allora, bella gente, il pezzo che avete ascoltato è Amore amorissimo di Elio e le storie tese, anno di grazia 2013, dall'album Bianco, e in particolare noi adesso dovremmo avere il senatore Marco Dreosto al telefono, lo stiamo cercando perché dovremmo parlare con lui del nuovo corridoio Trieste-Belgrado, corridoio commerciale e non solo, che naturalmente serve allo sviluppo economico di questo paese. Vediamo intanto le agenzie.
L'Ansa, tennis, Sinner batte Struff in 3 set, va in semifinale a Wimbledon, il numero 1 vince il quarto di finale, 7-5, 7-6, 6-3. Trump è ad Ankara, delusione NATO, Roma, Berlino, Parigi, Londra non ci hanno aiutato, la Meloni mi piace ma non c'è stata. La scossa di Rutte sulla difesa, ad Ankara intese per 50 miliardi. Il processo, la Le Pen è colpevole ma potrà candidarsi all'Eliseo, dovrà portare il braccialetto elettronico. Ancora i mondiali 2026 in campo gli ottavi Argentina-Egitto 0-1. Per adesso l'Egitto ha rifilato una bella perazza all'Argentina. Andiamo bene, andiamo. L'iniziativa è una raccolta fondi per ricordare Andrea, morto a 18 anni mentre consegnava l'ultima pizza. La famiglia devolverà il ricavato al DEA Grandi Traumi del CTO di Torino. Via libera del Parlamento europeo, via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme per i diritti dei passeggeri aerei, più tutele sui rimborsi per i voli che superano le 3 ore di ritardo. L'accordo dovrà essere confermato entro agosto dal Consiglio. La famiglia reale britannica, Harry è in viaggio a Londra, lui ed Elton John hanno perso la causa contro il Daily Mail e Farage ha annunciato a sorpresa le sue dimissioni da deputato. Infine, unica erede dello stilista Valentino, una fondazione nel Liechtenstein. Evidentemente Valentino ha ritenuto fosse il caso che una fondazione prendesse le redini della sua attività. Se ci fate caso è un po' una soluzione che ricorda per certi versi la Sapaz, no? La società in accomandita per azioni, come è stata concepita per il futuro dopo la generazione di Gianni Agnelli, ed è questo che ancora non ha sostanzialmente sbrancato la Fiat del tutto. Quella fu un geniale innesto giuridico che veniva dal diritto austriaco, se non sbaglio, che ha studiato l'avvocato Franzo Grande Stevens, che era una mente legale di tutto rispetto, veramente di tutto rispetto. Allora, si sono fatte le 18:28. Nel frattempo non abbiamo il senatore Dreosto, vorrei dire che tenteremo di recuperarlo più avanti o al limite domani. Intanto diamo anche un'occhiatina alla BBC, vediamo cosa c'è dall'Inghilterra e che cosa si vede nel vasto mondo grazie proprio al leggendario World Service. Anche qui l'apertura è Marine Le Pen ritenuta colpevole, ma il tribunale libera la strada per la corsa alle presidenziali a patto che lei si metta il braccialetto elettronico. La leader di Rassemblement National, eccola qui. La leader di Rassemblement National ha ottenuto, diciamo così, un'abbreviazione della condanna perché è stata ridotta, si parlava prima di 5 anni, è stata ridotta e retrodatata al marzo 2025. Il tribunale dice di considerare che la pena sia già stata scontata. Tuttavia la leader del Rassemblement National, dice ancora la BBC, ha ricevuto una sentenza di 1 anno e in quest'anno dovrà appunto indossare il braccialetto elettronico nell'ambito degli arresti domiciliari. Sebbene questo non le impedirebbe di correre per le presidenziali. La Le Pen ha detto più volte che non si presenterà alle presidenziali se dovrà portare il braccialetto elettronico, questo perché non si sentirà totalmente libera di fare campagna. Si attende adesso il suo annuncio, e cioè se lei rispetterà questa decisione e quindi non si candiderà ce lo dirà alle ore 20 stasera, quindi domani i giornali saranno pieni delle notizie a proposito della Le Pen e se nel caso in cui alle 20 decidesse di non candidarsi, se quindi spianerà la strada al suo protégé, e cioè il 30enne Jordan Bardella.
La Le Pen guida i sondaggi, è in testa e mancano ancora 10 mesi alle elezioni. Lei si è presentata alle presidenziali almeno 3 volte, ha perso 2 volte contro Emmanuel Macron, che adesso non si può più ripresentare. Macron ha preferito non commentare la decisione del tribunale. Nella sua ultima intervista televisiva la settimana scorsa, la leader del Rassemblement National ha evidenziato le sue condizioni per presentarsi alle presidenziali, e questo è quello che ha detto ai giudici, così come anche al più ampio pubblico. Lei non farà campagna per la presidenza con il braccialetto elettronico addosso, ha detto al canale LCI. Questo perché quando sei un candidato presidenziale devi avere la più totale libertà di movimento. Non posso affidarmi a un giudice che mi permetta di tenere un comizio elettorale oppure andare a visitare un mercato. La risposta del tribunale, che è arrivata mesi dopo appunto l'audizione del suo appello in gennaio e febbraio, ha reso chiaro che i giudici non la pensano come pensa lei. I giudici hanno pesato la sentenza di ineleggibilità ai pubblici uffici e questa è stata valutata contro il diritto alla libertà di candidatura e la scelta libera degli elettori. La Corte doveva valutare se la pena fosse proporzionata, ma presentarsi come candidata e il diritto di voto fanno parte del processo democratico, dicono ancora i giudici. Hanno trovato comunque che la Le Pen sia colpevole di aver utilizzato male dei fondi che erano affidati ai membri del Parlamento europeo nel 2014-2016 e che avrebbe usato questo denaro per pagare lo staff del partito. Insomma, la situazione è che la condanna a 3 anni che la Le Pen ora si trova davanti riguarda 2 anni sospesi e 1 con il braccialetto elettronico. La sua sentenza originale richiedeva invece 2 anni col braccialetto elettronico, per cui stasera alle 20 sapremo se Marin si presenta o no. Adesso pausa, pubblicità e poi ci sentiamo Piero Piccioni, Roger de Doleano, 1974. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più
avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:39 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata 1229 del 7 luglio 2026. Molto bene, molto bene. Allora, andiamo a vedere le lamentele di Trump, amici e amici miei, ma non dell'avventura, qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. ADN Kronos, sentite un po' Trump che frigna. L'Italia ci ha rifiutato aiuto nella guerra contro l'Iran, così come la Germania e la Francia. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Ankara, dove è giunto per partecipare al vertice della NATO, prima di un bilaterale col presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari e loro non ci sostengono? Noi ci siamo sempre stati per loro, si è chiesto Trump. Non avevamo bisogno di alcun aiuto e in un certo senso stavo mettendo alla prova le persone. Stavo verificando se sarebbero state dalla nostra parte, ma non ero sicuro che sarebbero state dalla nostra parte, ha aggiunto Trump. La premier Giorgia Meloni è una brava persona. Le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di aiutarci, ha spiegato il tycoon.
Io non le ho messo molta pressione, ma si è rifiutata di essere coinvolta nello stretto di Hormuz o con l'Iran in generale. Il mio rapporto con lei si è inasprito, ma mi piace, penso che sia una brava persona che ha fatto un errore, ha concluso. Lei non c'è stata per noi e questo non mi ha reso felice. E Trump ha detto di aspettarsi poi una svolta breve nel conflitto tra Ucraina e Russia. Ieri ho avuto un lungo colloquio con Putin, ha detto a margine del bilaterale ad Ankara col presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Subito dopo ho parlato con Zelensky, penso che entrambi vogliano un accordo, è un peccato ci sia voluto così tanto, ma penso qualcosa verrà fuori. Ma adesso arriva lui, il senatore Claudio Borghi Aquilini con Scuola di Magia, sigla. Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buonasera, a voi la linea. Grazie ancora. Senatore, buonasera e ben trovato. Buonasera Antonino. Allora, stasera il trucco qual è? Ma tutti hanno scoperto oggi dell'esistenza di Ankara sulle mappe terrestri e ovviamente parlano tutti di difesa e di NATO e quindi noi parliamo di questo e soprattutto iniziamo con una domanda che così comincio già a buttare lì ai nostri ascoltatori se per caso volessero mandarmi magari o mandarci un messaggino con la loro risposta. Qui si parla di difesa e si parla che dobbiamo aumentare tantissimo le spese per la difesa perché gli Stati Uniti potrebbero non spendere per la difesa anche nostra all'interno della NATO come erano usi fare in passato. E anche uno dice, vabbè, ok, d'accordo, mi stai dicendo che devo fare da solo, benissimo, ma la domanda che uno si deve porre sempre prima di iniziare un qualsiasi discorso rispetto a una qualsiasi programmazione futura è, ma da chi ci dobbiamo difendere? Se tu mi dici da chi ci dobbiamo difendere, ti dico anche cosa mi può servire per difendermi meglio da solo. Ma qualcuno in tutti questi dibattiti, no, dove si è parlato del SEF, vale a dire come indebitarci con l'Unione Europea per aumentare le spese di difesa, di aumentare le spese di difesa e basta, di cosa facciamo sulla NATO, l'allargamento, il restringimento e la partecipazione ai bilaterali e trilaterali. Ma chi è il nostro nemico? E soprattutto chi è il nostro nemico che già adesso noi non potremo battere? Oppure, se il nostro nemico è qualcuno di molto più grande rispetto a noi e quindi che dovremmo potenzialmente pensare di sconfiggere in futuro rispetto senza gli americani, di chi parliamo? Non so, perché ce ne sono pochi. Cioè, è possibile che nessuno si ponga mai questa domanda? Oppure, se la risposta è quella che ci vorrebbero far credere, vale a dire la Russia, ma è mai possibile che sia realistico che qualcuno pensi che sia vera la panzana che i russi potrebbero invaderci da non si sa dove, da Trieste, non so, da qualcosa del genere e occuparci militarmente? Cioè, c'è qualcuno in giro fra i nostri ascoltatori che in questo momento teme o pensa che la Russia possa avere un qualsiasi tipo di interesse o capacità di invaderci
arrivando con i T-34, roba tipo Prima Guerra Mondiale, da Trieste. È mai successo in passato che hanno mostrato questo tipo di intenzione? E mi ricordo che siamo andati noi a rompergli i coglioni. Così è, come piccola, cioè storicamente il rapporto dell'Europa centrale, ecco, diciamo così, dove ci mettiamo anche noi con la Russia, siamo sempre stati noi che abbiamo sempre cercato di invaderli. Direi che è vero che non si deve mai parlare della seconda guerra mondiale, cose di questo tipo, non si deve mai parlare di cosa aveva fatto l'Italia prima dell'armistizio e similari, però insomma forse sarebbe opportuno ricordare l'Armir, l'armata italiana in Russia, quando per supportare l'idea di Hitler di arrivare con i carri armati fino a Mosca, mandammo un nostro contingente. Chi ha raccontato quella storia, e ci sono, insomma, direi dei numeri, dei libri o delle storie che sono rimaste tutto sommato famose. Adesso non se ne parla più, no? Però 100.000 gavette di ghiaccio, non so, dice qualcosa a qualcuno? È il libro di Giulio Bedeschi che racconta la ritirata dell'Armir sul Don. Beh, poi ci sarebbe, segnalo, Il Cavallo Rosso, altro libro molto interessante, poi c'è tutta l'opera di Mario Rigoni Stern che ha raccontato ampiamente, Il Sergente nella neve, ne citiamo un altro se mi posso permettere, che racconta l'Armir. Armir è stato anche un mio omonimo di 22 anni, Antonino Danna, preso da Bagheria, provincia di Palermo, dove ci sono 40 gradi all'ombra d'estate, e mandato a morire nella steppa del Don. Non è mai tornato. Vedi il vantaggio. Danna, lei, guardi, non so neanche se augurarle di avere qualche, dato che qua non riescono a trovare le trasmissioni in prima serata, no? per la Rai, per la 7, per Canale 5, così di questo tipo. Perché io non ho la tessera del PD, grazie a Dio non ho mai avuto questo desiderio, detto tra noi, senatore. Non mi è mai venuta questa curiosità. Rispetto a tanti insipienti, no, che ci sono in giro, almeno vedi che io te la butto lì e lui arriva subito. Grazie. Quella storia lì forse mai abbastanza raccontata, perché è stato un disastro. Nel caso uno non avesse dubbi di come andava a finire, e non certo per la mancanza di valore dei nostri alpini. I nostri alpini erano il meglio che potevamo avere, ma certo mandati a piedi in un territorio sconfinato a fare non si sa bene che cosa, cioè è stato veramente uno dei massacri o delle cose che veramente dovrebbero o avrebbero dovuto far capire che la guerra non è mai la soluzione. Ecco, mi permetto di aggiungere una piccola cosa. Lei dice andavano a piedi. Attenzione, durante la ritirata di Russia l'esercito italiano era equipaggiato con dei camion Fiat 626, e non è un dettaglio da poco, perché il 626, che era una macchina da guerra veramente indistruttibile, era l'unico camion che in quel gelo porco riusciva a partire versandogli l'etere nei cilindri. Bastava tenere il fuoco acceso durante la notte, un po' d'etere, 2 botte con la manovella, 2 o 3 soldati a girare la manovella, e il 626 si avviava. I nostri alleati tedeschi, quando c'è stata la ritirata, siccome erano nostri alleati e amici, ci hanno requisito i Fiat 626 e si sono portati appresso i loro soldati.
e a noi ci hanno lasciato a piedi. Scusi se mi permetto, ma questa No, roba grida vendetta a Dio. Ma direi che è fondamentale ricordare questa cosa in questo momento, insieme a tante cose che si potrebbero ricordare, appunto, andando a rileggersi quei libri. Ma sono stati rapidamente rimossi, io non ho mica tanto ben capito com'è stato il meccanismo, no? Tale per cui da dire leggiamoli come magari succedeva dai nostri padri, perché magari erano stati animati appunto anche dal desiderio di ricordo delle imprese dei loro padri, no? E similari, che magari in molti casi appunto non sono tornati. È vero che praticamente il ricordo di quei tempi, di quell'impresa così sfortunata, così disperata e così anche costeggiata da infamie come quella che hai appena Sì. raccontato tu, dove a un certo punto quando c'era da salvarsi, ecco che i brillanti alleati, amici e così di questo tipo, no, non esitarono a prendere e a lasciarci con qualche residuo Il camion italiano era degli eroi buono in quel simuli caso. Vabbè, comunque, fatto sta che sono rimasti per la maggior parte dei casi in mano a certi ricordi familiari. Insomma, ne ricordo uno, tanto sempre ce ne sarebbero da citare veramente tante, ma un conosciuto al mare, vicino a dove ho la casa, un grande sommozzatore, che quindi c'entra molto poco con la Russia, ma che il cui padre, anche lui partito per la campagna di Russia, e lui ha raccolto tutte le lettere, perché insomma uno diciamo delle cose che rimangono al momento, no, a descrivere la storia di quello che è successo è il grande numero di lettere scritte e mandate dai soldati al fronte, che raccontavano che cosa succedeva, e il padre di questo sommozzatore che ho conosciuto aveva appunto mandato un sacco di lettere. Lui di mestiere faceva l'orologiaio, ed è veramente da brividi. Si chiama Un orologiaio sul Don, e in un modo direi un po' diverso rispetto a tante altre cose che ho letto, racconta appunto alcune di queste storie. Ma ecco, non è che vorrei, diciamo così, portarmi necessariamente a parlare di questa pagina terribile della storia della guerra, anche se molto appunto istruttivo, come dico, perché in tanti casi troppa gente in modo assolutamente leggero si mette a parlare della guerra senza ripensare agli orrori che la guerra porta con sé, no? Perché ormai in troppi casi siamo abituati o ai videogiochi, dove non si vede, non si sente il freddo, non si sente la fame, e dove la paura è anestetizzata dalla manopola, oppure da quello che ci fanno vedere ci fanno vedere le immagini in televisione, che sappiamo perfettamente fanno tutto fuorché fare informazione, no? Al di là di qualche immagine di repertorio dove sembra che ci sia uno in retroguardia che spara sempre con lo stesso obice, no? Cioè come se funzionasse così, e similari. C'è la verità, per esempio, che anche in questo caso noi abbiamo una linea del fronte, quella fra Ucraina e Russia, che è ferma da 4 anni, dove, come sempre succede nella storia, in tutte le linee del fronte, si consumano semplicemente vite. Sì. Come a Vardan.
Ma io adesso non lo so, cioè non è che voglio cercare delle similitudini che poi sono ovviamente del tutto lontane, però cosa sia la guerra di trincea o in generale cosa succede quando dei fronti si stabilizzano, no? in una guerra. Quello sì è forse raccontato in tanti film e in certe volte anche in modo probabilmente più efficace di altri. Ricordiamo dove entra in modo chiaro la guerra in un film, un capolavoro, che almeno quello sono sicuro che più o meno tutti l'hanno visto, anche se stiamo parlando di posti dove il freddo certo non era il primo dei problemi, anzi, ma stiamo parlando di Il buono, il brutto e il cattivo. Sì. Capolavoro di Sergio Leone, che ovviamente dà secondo la maestria del regista e dello sceneggiatore, dà uno sguardo, diciamo, per tramite delle vicende dei tre protagonisti, dà uno sguardo molto appassionato a quello che era il periodo della guerra civile americana, e c'è un momento dove diciamo ruba la scena, diciamo così, un attore italiano che è Giuffre. Sì. E questo attore Capitano. italiano che recita la parte di un capitano americano a cui è stato dato l'ordine di tenere la linea su un ponte, no? E ogni giorno ci deve essere l'assalto, no? Dove l'unica cosa che succede è gente che muore, gente che viene ferita, senza che ci sia nessuna possibilità di andare né da una parte né dall'altra, perché tanto tutti lo sanno, ma lo sa per primo lui, che la situazione finché le cose stanno così non può essere risolta. Quindi l'unica cosa nell'inutilità totale, no, del sacrificio delle persone è il rito dell'attacco quotidiano, no, a delle posizioni che ormai sono determinate, dove alla fine di questo rito tutti portano indietro i propri morti e i propri feriti e poi si aspetta per il giorno dopo. Io credo che veramente sia stato, sia stata un'immagine molto forte, se uno si ricorda il film, per capire l'inutilità, no? E infatti i protagonisti, che sono uomini liberi, cosa fanno? Riconoscendo l'inutilità della cosa, fanno saltare il ponte, no? Sì. Una volta saltato il ponte, basta, finisce la carneficina. Non ho mai visto così tanta gente morire così male, dice Clint Eastwood. Esatto, non ho mai visto così tanta gente morire così male, no? Senatore, le chiedo scusa, c'è Marco da Mantova al telefono. Oh, salutiamolo. Buonasera a entrambi. Quella. Il Claudio Borghi mi ha sbloccato un ricordo vecchio di 50 anni. Io ho mio nonno materno che ha partecipato all'Armir, alla compagnia di Russia, e non sono tantissimi i ricordi che ho di lui perché ero piccolo, però quelle volte che gli chiedevo com'era stata la guerra in Russia, lui si metteva a piangere e mi diceva: quanti compagni ho visto cadere dai camion con i tedeschi che ci picchiavano con i calci dei fucili o con gli stivali sulle mani perché volevano che non ci attaccassimo al camion mentre scappavamo. E suo fratello, ce n'è spazio anche per i partigiani rossi. Lui e suo fratello sono tra i pochi riusciti a tornare indietro della loro brigata. Nell'attraversare il confine in Friuli gli hanno fatto un agguato i partigiani e suo fratello gli è morto a 1 metro di distanza. Questa è la guerra che loro signori, secondo me, stanno cercando di farci ingurgitare, di farci ingoiare, perché l'Europa messa com'è, penso che se la vedrà piuttosto male
stante la situazione in Germania, dove il governo tedesco è il minimo storico, stante la situazione in Francia, e io penso che quando i vertici, quando i governanti si trovino veramente male, abbiano bisogno di una guerra per rimanere al potere. Purtroppo noi siamo in una situazione, poi Borghi mi confermerà o meno, nella quale dove abbiamo un pezzo d'Europa, soprattutto i paesi baltici, che siano le tre repubbliche che in tre fanno 20 milioni di persone, se no, Lettonia, Lituania ed Estonia, che hanno una gran voglia di rivalsa contro la Russia, ma anche Finlandia, Svezia e Norvegia non sono messe molto meglio, sempre roba della seconda guerra mondiale. La Polonia neanche, perché la Polonia, a differenza nostra, ha provato sia lo stivale tedesco sulla propria pelle che lo stivale russo. Polonia e Finlandia, se non ricordo male, stanno militarizzando il fronte, stanno fortificando il fronte perché hanno paura di un attacco russo che, come diceva Borghi, io ne sono convinto, non avverrà mai, perché non riescono a piegare l'Ucraina, figuriamoci se riescono ad invadere altri paesi europei. Quindi io purtroppo chiudo, temo che a questo punto stiano cercando in tutti i modi di farci ingoiare una guerra, perché altrimenti rischiano di finire a gambe all'aria, soprattutto la Germania e soprattutto i paesi baltici. Speriamo di resistere, perché fino a qualche anno fa chi mi diceva, e ho delle cognate che temono la guerra tantissimo, mi diceva: Marco, stiamo per andare in guerra? No, ma a questo punto io penso che entro qualche anno, secondo me, rischiamo grosso. Grazie a entrambi, buona serata. Vi chiedo 10 secondi di pausa e torniamo subito. Certo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Siete di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna e il senatore Claudio Borghi al microfono con voi per Scuola di Magia. Senatore, intanto cosa rispondiamo al nostro Marco da Mantova? Poi c'è Marco da Cassano Magnago che dice: perché non si candida a sindaco di Milano? Vabbè, Dice: sarebbe in grado di dialogare con i radical chic. Non lo so, no, non credo che basti quello. Il punto per le candidature che io peraltro insomma ho sempre eseguito ogni volta che il partito mi ha sempre chiesto di fare, è sempre la differenza fra riuscire a fare una cosa e essere bravo a fare una cosa. Se uno mi dice riusciresti a farlo, la risposta viene da sola, cioè se ci riesce Gualtieri a fare il sindaco di Roma, figurati te che se non posso riuscirci io a fare il sindaco di qualsiasi cosa, insomma, cioè Gualtieri è una delle persone più incompetenti che ho incontrato nella mia carriera politica. Dall'altra parte invece c'è la differenza fra essere bravo a fare qualcosa. Io non credo di essere bravo a fare il sindaco, quantomeno non ci ho mai provato. Secondo me sarebbe utile magari pensare a qualcuno che ha esperienza manageriale piuttosto che qualcuno che magari ha già fatto politica locale attiva. Io per vari motivi, lo sapete, insomma, la mia storia, no? Ho iniziato con la mia prima carica è stata il Consiglio regionale della Toscana. Dopodiché è vero che sono stato nel Consiglio comunale di Como, ma è altresì vero che è stata una legislatura un po' particolare, insomma, con di mezzo il Covid, con di mezzo tutti i casini che succedevano a Roma da gestire, e quindi insomma non l'ho vissuta come avrei potuto e voluto, e soprattutto non ho avuto modo di farmi dentro nel dettaglio della gestione cittadina.
per cui non lo so, ecco, cioè, voi sapete che io mi occupo di politica internazionale, mi occupo di economia internazionale, macroeconomia e similari, e quindi non è che io posso fare economia internazionale pur partendo da una città che ovviamente ha un'importanza clamorosa all'interno del peso economico italiano ed europeo come Milano, città da cui in questo momento io vi sto parlando. È ovvio che quando ho visto anche che quando alle primarie della Lega qualcuno ha indicato il mio nome, mi ha fatto piacere, questo non lo nego. Però qui Milano ha bisogno di essere rimessa in piedi in modo molto serio, ecco, perché camuffato dietro il benessere, i soldi portati anche dai milionari stranieri e similari, abbiamo una città che è totalmente allo sbando, in mano a logiche assolutamente folli, con un sindaco che ha pensato che potesse essere una buona idea fare una città che vive per la stragrande maggioranza dei suoi mesi o nel freddo o nella pioggia o nell'umidità, oppure nel forte caldo come c'è d'estate, a misura di un'eterna primavera, con le piste ciclabili, come se fossimo nelle campagne, come se fossimo a Forte dei Marmi, no? o qualcosa del genere. Evidentemente abituato con i suoi amici così, che non hanno mai visto probabilmente neanche un'estate a Milano, e probabilmente neanche un inverno, perché in inverno sono a San Moritz, ed d'estate sono a Forte, oppure a Curma o Cortina, no? come da tanti film che sembrano proprio in generale il giro delle amicizie del simpatico Sala. Non ha capito assolutamente niente, insomma, e prendere e fare, cioè, per dire, io giusto così raccontiamo a qualcuno a cui magari interessa relativamente, perché probabilmente, però il fatto è questo, che quello che si vive qua a Milano da tante altre parti si vive o si vivrebbe se si lascia mano libera alla sinistra o all'Unione Europea, che tanto sono la stessa cosa, no? L'Unione Europea mette i soldi del PNRR, purché si spendano, basta che tu fai la pista ciclabile nei paesi in montagna, basta che fai le colonnine o i monopattini, no? Sul Gran Sasso, o altre cretinate, no? di quel tipo lì, no? Ecco, qua a Milano l'ideona è distruggere strade antiche bellissime con il fondo di pietra, per fare delle colate di asfalto, di asfalto, che però, per carità, lo fanno rosso, in modo tale che sembrano, dicendo che costa di più, è più pregiato rispetto all'asfalto normale, come se cambiasse qualcosa, perché è un asfalto semirosso tipo pista atletica, che dopo 12 secondi che ci passano le macchine è ritornato nero, ovviamente, perché ci passi sopra con i pneumatici. E il risultato è che quello che era un centro caratteristico e con ancora un minimo di ricordo di quella che era la vecchia Milano, no? È diventato, sulla base di questi che si proclamano verdi, ambientalisti, ecologisti e così di questo tipo, una colata di asfalto unica, anche nelle viette laterali del centro. Insomma, è una roba che io faccio fatica a immaginare. In questo momento i residenti di Via Torino, che pensano sempre che tanto toccava a quell'altro, invece in questo momento stanno toccando a loro. Io vedo sempre con una certa curiosità comitati di quartiere che adesso si riuniscono, perché ogni volta quando toccava agli altri, no? Cioè prendevano e distruggevano Via Meravigli e così via. Ma chi se ne frega, Via Meravigli, tanto io sto a Via Torino. Adesso
che si trova in una bellissima situazione dove, volendo, uno non può andare neanche dal panettiere perché praticamente sei bloccato da un cantiere di 2 chilometri, no? che ti impedisce di andare dall'altra parte della strada, e intanto che si sbircia dai buchi della tela del cantiere ti rendi conto che dove c'erano le tue antiche pietre stanno costruendo la colata definitiva, no? di asfalto, e tu hai persino la rabbia di dire, ecco, ma queste robe qua dopo 20 anni che c'è la sinistra approfittano proprio nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, proprio quando adesso qualcuno sta cominciando a temere che forse potrebbe essere la volta buona che ritorna al centrodestra. Allora, come ultimo lascito, prendono e lasciano qualcosa di irreparabile, perché è evidente che poi non si può più rifare come era prima. No? No, ma poi sa una cosa, senatore, cioè questi sono quelli che, scusi l'espressione, ci menano il torrone con la storia che dobbiamo essere green, dobbiamo piantare le piante, dobbiamo far respirare le piante. Ora, io se vado in centro a Milano è tutta una colata di asfalto e cemento, non c'è una pianta che sia una, e questo significa che durante il giorno si carica ben bene di caldo e durante la notte te lo restituisce. Quindi tu che fai? Accendi l'aria condizionata scarica l'aria calda fuori, e quindi siamo al cane che si morde la coda, si crea una cappa di calore continua e questo porta anche a consumare più corrente elettrica. Allora io mi chiedo, ma questi qui sono del mestiere, per citare Checco Zalone? Ah, vedi che hai centrato il punto. Anche queste sono cose di cui la gente, anche queste sono cose di cui non si deve parlare. Cioè, ogni volta che uno nomina la questione relativa alle isole di calore delle città, come si creano, come si autoalimentano, esattamente come hai descritto tu, con le piante che vengono tolte, si mette l'asfalto, dopodiché arriva il caldo, allora arriva il condizionatore crea ancora più caldo, e a questo punto è talmente evidente il giochino, che mi viene da pensare che ci sia qualcuno che ci fa, cioè più che esserci, perché allora a questo punto c'è qualcuno che ha tutto interesse a far sì che si crei il calore più clamoroso, in modo tale che poi la gente pensa che è cambiato il clima per colpa dell'uomo. Cazzo, sì che è cambiato il clima per colpa dell'uomo, ma non nel modo che dici tu, cioè non è la mia Panda 4 che ha fatto cambiare il clima, no? ma siamo noi che praticamente stiamo facendo di tutto per creare artificialmente calore. A quel punto poi uno dice, guarda, questo calore viene visto da Copernicus, no? Che guarda l'altro e dice, guarda come stanno aumentando il calore. Intanto dentro nelle case, no, a meno 20, no? Perché ovviamente nascosti dagli occhi del satellite, perché quello che succede in casa non lo sa nessuno. Allora, dentro in casa a meno 20 con il condizionatore a pallettone, e all'esterno invece lava rovente, no? E poi dopo, guarda come il satellite ha detto che ci sono 60 gradi al suolo, no? Se non c'è uno straccio di pianta. Vabbè, comunque, senti, anche di questo avremo modo di parlarne, però torniamo un attimo alla difesa, sì. che almeno chiudiamo il cerchio. Allora, noi non sappiamo chi siano i nostri avversari, o i nostri potenziali nemici, o chi ci invade. Da quelli che potenzialmente potrebbero invaderci, perché io non escludo che potendo quelli che cercano di invaderci adesso con i barconi, se avessero la possibilità di farlo, lo farebbero con le armi. Ma in quel caso lì abbiamo già di che difenderci, cioè la nostra marina è superiore a più o meno tutte le altre marine
diciamo di qualsiasi altra potenza che possa essere considerata che possa essere considerata superiore o pari a noi. Di certo non possiamo metterci a competere con gli Stati Uniti, perché ogni tanto c'è anche qualcuno che ogni volta che c'è Trump che se ne esce fuori con qualcuna delle sue, sembra che la soluzione, no, a Trump che tira fuori una qualche trovata delle sue, che può piacere o non piacere, può anche andare a telefonare in Pantino per far togliere l'espulsione a Balogun, ma è fatto così, non è che, ripeto, possiamo inventarcelo. Allora a quel punto ecco che l'idea potrebbe essere: prendiamo e mandiamo a quel paese gli americani. Ottimo, mandiamo a quel paese gli americani, perfetto. Quindi gli Stati Uniti li mandiamo a quel paese perché c'è Trump che è antipatico. La Russia no, perché sanzioni, armi all'Ucraina e qualsiasi altra cosa, cioè 20° pacchetto sanzioni e altre genialate di questo tipo. Cina però, per carità, cioè la Cina non sia mai. Cioè, secondo questi geni, no, da tastiera, questi soggetti venuti su a qualche videogioco di guerra, che pensano che si possa fare Black Ops, no, o qualcosa del genere, schiacciando il bottoncino istantaneamente eroe, ecco che questi fenomeni pensano che noi potremmo fare la guerra al mondo. Ora io dico, l'unico pericolo che non è attuale, ma che in prospettiva io intravedo dal punto di vista di potenziali utilizzi della nostra capacità difensiva, è la capacità di riarmo della Germania. Io ogni volta che vedo che la Germania prende e mette 800 miliardi, adesso non si sa bene quanto ha stanziato per il grande riarmo tedesco, un minimo di brividino lungo la schiena mi corre. Che poi oltretutto non si capisce neanche in che maniera questa cosa improvvisamente cambiata, perché io non lo so, io ero venuto fuori dal fatto che la Germania non potesse avere un esercito. Io ero rimasto a quella, non so, me l'avevano raccontata così da ragazzino, che viste che ne aveva fatte troppe sia nella prima che nella seconda guerra mondiale, a un certo punto hanno detto la Germania non può avere delle forze armate strutturate, no? E facesse parte dei trattati. Ma improvvisamente a quanto pare questa roba qua è cambiata, io non lo so. Ma voi avete percezione di quando è stato il momento in cui questa cosa è cambiata? No. Cioè, capite? Sono delle domande che io oggettivamente ogni tanto mi pongo, perché evidentemente c'è qualcosa che mi sfugge. Un altro che ogni tanto in qualche maniera ci prova a prendersi pezzi del nostro territorio così questo tipo è la Francia. Ma che ogni tanto sposta il confine del Monte Bianco di 1 metro, che ogni tanto a Claviero, così questo tipo ci lascia giù i migranti che prende dall'altra parte, che ogni tanto fanno lo stesso a Ventimiglia, che con la connivenza di qualche traditore, tipo per esempio il famigerato caso del Trattato di Caen con Gentiloni, pensano bene di prendersi addirittura i pezzi di mare, no, davanti alla nostra costa. La ricordate quella storia, no? Che Gentiloni di nascosto firmò un trattato dove le acque internazionali davanti alla Toscana venivano spartite e concesse per metà alla Francia, e così anche il confine sulla Liguria, e così anche parte del confine fra la Corsica e la Sardegna, senza dire nulla a nessuno, e ci se ne accorse soltanto nel momento stesso in cui un nostro povero peschereccio, che in Liguria pescava tranquillamente i suoi famosi gamberi di Sanremo, improvvisamente venne catturato dalla guardia costiera francese, dicendo: come, non sapete che abbiamo firmato un trattato l'altro giorno, quindi questa è roba nostra, fuori dai coglioni. Cioè, io
se devo essere sincero, mi preoccupo forse più di queste cose. Tale per cui io non sono contrario di base al riarmo, ma tenuto presente appunto cosa sono gli obiettivi futuri, perché se l'obiettivo futuro deve essere difendersi da un qualcosa che non c'è, o che, se anche dovesse esserci al momento, non è certo la questione più urgente. Dall'altra parte mi viene da pensare che ci sono invece delle questioni urgenti che riguardano la difesa e la sicurezza, e sono i cittadini nelle strade. Sempre parlando di Milano, penso che tutti abbiamo visto, no, il video dei 2 turisti aggrediti in pieno centro a Milano, solo che avevano fatto la cazzata di farlo, sono dietro casa mia, quindi sono posti che conosco assolutamente bene, di farlo vicino alla caserma dei Carabinieri. Che quindi hanno potuto vedere sulle telecamere quello che stava succedendo e sono arrivati di corsa e sono riusciti ad arrestarli. Ecco, io penso che i cittadini che in questo momento a ragione non si sentono più al sicuro a casa propria, una delle risposte che gli si potrebbe dare ovviamente è sì, facciamo più spese di difesa, ma più spese di difesa ai cittadini per le strade, in modo tale che non debbano sentirsi terrorizzati di scendere in strada a casa propria perché potenzialmente accoltellati, rapinati o così questo tipo da torme di disperati. Per cui se io devo dire dove posso impiegare per la prima volta i primi fondi aggiuntivi che posso mettere nella difesa, non è certo per un qualche missile intercontinentale o così di questo tipo, ma io sinceramente metterei più poliziotti e più carabinieri nelle strade, e penso che con queste spese di difesa nessuno potrebbe opporsi. Viceversa, se l'ideona è ma è necessario aumentare di molto le spese di difesa perché l'America lo vuole, perché tutti lo vogliono, perché non si sa che cosa, e si decidesse che effettivamente è opportuno farlo, allora la soluzione è molto semplice, bisogna ovviamente far saltare il patto di stabilità, ma non il patto di stabilità come è stato fatto solo per le spese militari, perché quello non è tollerabile da parte della gente. Io non posso pensare che non abbiano capito, non abbiano intuito che dire semplicemente che le spese militari sono fuori dal patto di stabilità e quindi le puoi fare ad libitum fosse una cosa tenibile politicamente nel momento stesso in cui invece tu devi continuare a fare le tue politiche di tagli, di lacrime e sangue e di austerità su tutto il resto. Perché la gente non lo può concepire, non puoi dirgli non ci sono soldi ogni volta che magari c'è la richiesta di avere delle tasse più sopportabili, c'è la richiesta di avere un aumento di stipendio, c'è la richiesta di avere un po' più di investimenti anche in sanità, insomma tutto quello che in teoria dovrebbe sono normalmente le richieste dei cittadini. E dall'altra parte dire, però se io posso prendere, se io mi metto a spendere per i missili o cose di questo tipo, quello invece sì lo posso fare. Non funziona. Funziona nel momento stesso in cui si ritorna a investire in questo paese e Dio solo sa che bisogno ce ne sarebbe. Perché in questo momento ogni ministero, ogni settore è sempre derivante da anni, tranne con il periodo del Covid, dove ci fu un minimo di respiro, ma è derivante dal continuo e il costante taglio. No? Si deve sempre tagliare, quindi i servizi si tagliano, la scuola si taglia, il trasporto pubblico locale si taglia, quest'altro. Al massimo si dice che si razionalizza, no? si tagliano gli sprechi e cose di questo tipo. Ecco, mentre tu tagli gli sprechi, guarda caso vengono tagliati i servizi. E il risultato è che nel momento stesso in cui tu tieni questa situazione non necessaria per il sistema attuale economico italiano e dall'altra parte gli metti la possibilità di spendere e espandere, basta che compri un missile, basta che compri un carro armato, la gente non la capisce. Quindi insomma io credo che
le cose siano facili da comprendere. Grazie alla Lega siamo riusciti ad avere la capacità di spendere quei famosi 14 miliardi in più per l'energia e i costi energetici, e tra parentesi non ci hanno ancora dato la possibilità di iniziare. Cioè, sì, sulla carta ce le abbiamo, ma non abbiamo ancora il come e il modo per iniziare a poterli spendere. Perché se ce l'avessimo avuto avremmo fatto uno scostamento di bilancio, perché stiamo parlando di cifre che sono aggiuntive rispetto a quanto era già stato messo nel bilancio, no? Tanto che questo scostamento di bilancio ancora non si vede, perché dobbiamo aspettare a settembre a vedere cosa succederà, no? E similari, se forse allora a settembre riusciamo a uscire dalla procedura di infrazione, e il risultato è che comunque non stiamo spendendo e si sta ancora andando avanti trattenendo il respiro. Se in questa situazione voi immaginate che sia plausibile o pensabile che il primo scostamento di bilancio che si fa solo per le armi, direi che siamo fuori dal mondo, ecco, come capacità di comprensione. Senatore, c'è un messaggio che arriva da Berengario Insubrico, che saluta. Ciao Berengario, cosa se ne fa l'Agenzia delle Entrate del mio dato di possessore di oro da investimento? Non è che tra qualche anno verrà qualcuno a dirmi di dare l'oro alla patria perché ce lo chiede l'Europa? Infatti non dovrebbe farselo, ma infatti non se ne fa l'Agenzia delle Entrate, cioè tu continua ovviamente non c'è bisogno di dichiarare niente. Quella che era l'idea dell'oro da investimento, vale a dire di fare un'aliquota agevolata per chi aggiornava il prezzo e quindi lo voleva vendere eventualmente lo voleva vendere sul mercato con una tassazione meno elevata del 26% che quello attualmente previsto, poteva farlo. Piccolo problema, e uno dei motivi per cui è saltato, avrebbe comportato appunto la dichiarazione di possesso, e poi tu cominci a farlo tu perché poi hai intenzione di venderlo, però poi da lì da cosa nasce cosa, no? E da lì poi si apre il vaso di Pandora, perché se cominciamo a raccontare a tutti che cosa abbiamo in casa, poi sapete perfettamente cosa succede di quei dati la volta che deve arrivarci E questo è il comunismo realizzato, no? Ma la sinistra appena arriva inizia da quello. Lo Stato che vuole sapere tutto di te, tutto. Ma poi soprattutto stiamo parlando dei beni che uno ha in casa, no? A partire dalla casa medesima. Perché c'è un motivo, no, per cui la sinistra ha sempre puntato alla casa, perché è ovvio che se io ho in casa 4 monetine d'oro sono gli spiccioli, no? Il bersaglio grosso è sempre la casa. La questione del catasto, cose di questo tipo, era sempre stata con un unico obiettivo: prendere e dire che se tu avevi una casa eri ricco e quindi tassarti su quella. Piccolo problema, che i beni patrimoniali sono ottenuti da redditi su cui si sono già pagate le tasse e non rendono, perché nessuno discute sul fatto che se io ho una casa e su questa casa la do in affitto devo pagare le tasse sull'affitto che incasso. Questa roba qua è pacifica, ma il problema è quando cominciano a avercela con la mia prima casa oppure con la casa che non affitto. Perché allora a quel punto che cosa succede? Succede che è un qualcosa che non solo non mi dà un reddito, ma anzi mi dà un costo, perché chiunque sa perfettamente che la casa è un costo, perché fra le spese condominiali, fra le tasse sui rifiuti, fra la manutenzione che ovviamente periodicamente bisogna fare e similari, la casa è ovviamente un costo, un meraviglioso costo, perché sono le nostre radici e la nostra sicurezza avere una casa di proprietà, però è un costo. Nel momento stesso in cui arriva la tassazione, il messaggio è solo uno: tu quella casa te la devi vendere.
perché significa che se io, dato che non posso pagare una tassa patrimoniale sulla casa con un abbaino, no? Cioè, normalmente le tasse sui redditi paghi una parte del reddito. Se io pago invece una tassa sul patrimonio, dovrei pagare una tassa sul patrimonio, ma questo patrimonio ovviamente è un indivisibile, perché stiamo parlando di un appartamento e non è che posso vendere un pezzo di bagno ogni volta al fisco, no? O similari. E quindi l'intento è sempre quello, cioè puntare in modo ostinato e bestiale verso le idee del World Economic Forum, cioè vale a dire non possederai nulla e sarai felice. Berengario in Subrico si permette di rettificare: il Banco dei Pegni affide, se porti a impegnare una monetina da 4 grammi, ti fa compilare il modulo per comunicare il possesso all'Agenzia delle Entrate. No, non ero a conoscenza, probabilmente questo deriva dal fatto che normalmente il Banco dei Pegni o in generale sono strumenti dove in certi casi vengono utilizzati per monetizzare attività illecite, e quindi come tale evidentemente passa l'informazione in modo tale da poter incrociare in mezzo ai tanti dati che normalmente si ha per cercare il nero, il sommerso, similari. È una cosa molto specifica, cioè ovviamente di solito uno non va al Banco dei Pegni, no? Però approfondirò. Senatore, siamo in chiusura. Questa settimana cosa dobbiamo tenere d'occhio? Questa settimana, ad essere sincero, sono tutti lì che stanno guardando quello di cui noi abbiamo parlato. Ovviamente uno degli argomenti che io preferirei mantenere, su cui si preferirei mantenere l'attenzione viva, è la questione del prestito safe. Ne abbiamo parlato tante volte, sì. È inutile che ripetiamo. Ho messo su X oggi un messaggio perché ero da Parenzo stamattina, ho provato a parlarne e istantaneamente è arrivata la pubblicità, quindi se uno va su X lo ripeto tante volte, se uno va sul mio Substack dove sto mettendo delle cose un pochettino più strutturate, c'è il pezzo sui prestiti safe visibile a tutti senza bisogno di abbonamenti e simili. È una cosa che mi preoccupa abbastanza perché insomma voi capite che se voi aprite i giornali oggi e 2 persone fra le tante che dicono che noi dobbiamo assolutamente prendere i prestiti safe dall'Unione Europea sono uno Fassino e l'altra è Veronica De Romanis, insomma voi capite bene che probabilmente non è una bella idea, ecco, prendere questi prestiti. Certo. Senatore, allora grazie e ci ritroviamo il 14 di luglio per la presa della Bastiglia. Direi di sì. Grazie ancora e buona serata. Sigla. Saluti a tutti, ciao. Avete ascoltato Scuola di Magia. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Hai provato una mattina a bere nitroglicerina e scoppiare di salute dopo un po'? Prova! Hai provato a prendere posto in un treno a Ferragosto e trovare Danny Loi nella toilette? Prova! Hai provato a dire basta all'aumento della pasta e bagnare poi di lacrime e ragù? Prova a dare un calcio alla moviola. Crolla di colpo il mondo dello sport. Prova a stare in piedi per un mese dentro una tendina canadese. Scratum, scratum, scratum. E la vita corre sempre uguale, la portinaia sulle scale, di senza tetto invece no.
Hai provato a bere vino dal tuo amico contadino, mentre il grande Veronelli dice no. Hai provato un giapponese a mandare a quel paese per sapere se fa male il karate. Hai provato a dare un pugno a una foto di Modugno, il telefono dicendo piangerà. Prova andare a cena in 2 persone senza spendere meno di 1 milione. Prova a far salire la pressione con 2000 lire di pensione. Scattu, scattu, scattu. La vita corre sempre uguale, la portinaia sulle scale, i senza tetto invece no. C'è chi vuole stare sempre in pista, chi è militante qualunquista, chi perde il nonno nel metro. Scrattum, scrattum, scrattum. Prova a dare un calcio alla moviola, crolla di colpo il mondo dello sport. Prova a stare in piedi per un mese. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:36 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1229 di Zoom. Noi chiudiamo qui con il Qui Parlamento, il senatore Marco Dreosto che parla di sicurezza sul lavoro, poi ci salutiamo con i New Trolls Aldebaran del 1978. Grazie per essere stati con noi, appuntamento domani solita ora sulle magiche onde di Radio Libertà, e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Qui Parlamento. Grazie Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi. Quando affrontiamo il tema della sicurezza sul lavoro siamo chiamati a mettere da parte, o dovremmo esserlo, ogni contrapposizione ideologica. Ogni infortunio, ogni incidente mortale, ogni lavoratore che non fa ritorno a casa rappresenta purtroppo una ferita per l'intera comunità nazionale. Per questo il gruppo della Lega anticipa convintamente il proprio voto favorevole alla risoluzione di maggioranza rispetto alla relazione e alle comunicazioni del governo. E lo facciamo, signora Ministro, con senso di responsabilità e anche con la consapevolezza che la sicurezza sul lavoro non possa essere affrontata con interventi episodici o con la ricerca di facili responsabilità politiche. Servono allora continuità, programmazione, prevenzione, ma anche la capacità di coinvolgere tutti quelli che sono gli attori del sistema produttivo. E riteniamo che la strada che è stata intrapresa dal governo sia la strada giusta, noi lo condividiamo. Rafforzare la vigilanza, investire nella formazione, qualificare le imprese, promuovere quella che è la cultura della prevenzione, costruire anche quell'alleanza tra istituzioni, imprese, lavoratori, ma anche parti sociali, che tra l'altro è stata richiamata, come ha ricordato la collega Murelli, anche dal Presidente della Repubblica. Condividiamo poi pienamente quella che è l'impostazione che emerge con chiarezza dalla sua relazione. E io, guardi, voglio ringraziarla davvero perché lei oggi si è presentata qui con una relazione molto certosina, molto qualificata, non solamente numeri, ma contenuti che qualificano davvero il lavoro che lei, assieme agli altri rappresentanti al governo, voglio ricordare anche il sottosegretario Durigon, che ringrazio, state portando avanti. Non solo perché è un tema che è evidentemente di grande sensibilità, ma perché è un dovere tecnico e morale nei confronti di queste persone, dei lavoratori e del Paese. La sicurezza allora non si costruisce solo aumentando le sanzioni o facendo crescere quelle che sono le verifiche, ma facendo crescere invece quella che è una vera e propria cultura della prevenzione. Lo hanno detto molti colleghi, è probabilmente scontato, ma bisogna passare dalle parole ai fatti. Ed è proprio su questo terreno allora che il Parlamento, il governo, la commissione d'inchiesta di questo Senato sulle condizioni di lavoro,
possono e devono lavorare insieme con questo obiettivo. Secondo me il governo ha già dato dei segnali concreti. Penso al rafforzamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'incremento del personale ispettivo, alla patente a crediti, al contrasto al lavoro sommerso, al rafforzamento della formazione, ai nuovi strumenti anche di prevenzione, agli investimenti destinati a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono certamente delle misure importanti che, a mio avviso, segnano anche un vero e proprio cambio di passo e che meritano di essere sostenute. Naturalmente non è che dobbiamo fermarci, non è che possiamo considerare questo percorso esaustivo o risolto il problema. I dati purtroppo sugli infortuni continuano ad interrogarci e ci impongono di fare ancora di più e di farlo meglio. Ma proprio per questo abbiamo il dovere di evitare quella che è stata fatta anche in quest'Aula, una lettura semplicistica. Ogni tragedia, infatti, merita rispetto e risposte concrete, non certamente polemiche, tantomeno se sono strumentali e ideologiche. Come vicepresidente della Commissione d'inchiesta parlamentare sulle condizioni di lavoro, ho avuto modo di ascoltare lavoratori, imprese, tecnici, rappresentanti delle istituzioni, rappresentanti delle parti sociali, e da questo lavoro, che è un lavoro importante che ci ha visto trasversalmente uniti, emergono con una convinzione molto molto chiara che la sicurezza deve entrare ed entra realmente nell'organizzazione dell'impresa, e in quel caso gli infortuni diminuiscono. Tutto dipende dall'organizzazione. Per questo ritengo che uno degli aspetti più innovativi della relazione che lei ci ha presentato sia la valorizzazione, guardi, su questo ci credo davvero, di quelle che sono le imprese virtuose, dei sistemi di gestione della sicurezza, dei meccanismi premiali, ad esempio, e della raccolta sistematica, lo ha detto anche la collega Murelli, dei cosiddetti near miss, che sono i mancati infortuni, che consentono anche di correggere in fase preventiva quelli che sono i rischi prima che si trasformino evidentemente in delle tragedie. È una direzione che condivido, ripeto, pienamente, ma che come Commissione ci siamo sentiti anche di suggerire. Nel nostro Paese, signora Ministro, esistono aziende che hanno fatto della sicurezza un elemento essenziale e strategico della propria organizzazione. Non si limitano ad applicare le normative vigenti, non si preoccupano delle sanzioni, fanno un monitoraggio costante di quelli che sono gli indicatori di rischio, analizzano ogni evento sentinella, investono nella formazione continua, anche culturale, non solo tecnica, dei lavoratori, utilizzano strumenti digitali per il controllo di quelli che sono i processi e poi vengono verificati anche periodicamente quelli che sono i risultati che sono stati raggiunti. I numeri dimostrano che dove questi modelli vengono applicati, gli infortuni diminuiscono sensibilmente. Queste esperienze allora non devono rimanere un patrimonio di poche imprese, devono diventare un modello nazionale. Credo che il compito, il nostro compito, il vostro compito, il compito delle istituzioni non sia soltanto quello di controllare, di sanzionare, ma anche quello di valorizzare quelle che sono le eccellenze che hanno prodotto questi strumenti, incentivando anche le buone pratiche organizzative affinché appunto possano essere adottate non esclusivamente dalle aziende più grandi, ma anche dalle piccole e medie imprese che spesso hanno delle difficoltà oggettive ad attrezzarsi in questo senso. È stato detto, la sicurezza per noi, ma penso per nessuno in quest'Aula, sia un costo, è un investimento, è un fattore di competitività, ma soprattutto è un elemento che migliora la qualità del lavoro e di conseguenza rafforza l'impresa e rafforza anche il reddito dell'impresa, il business dell'impresa. Su questo noi dobbiamo puntare. Condivido anche la scelta del governo di rafforzare quelli che sono i sistemi, l'ho detto, premiali e le imprese che investono in prevenzione e nella sicurezza. E come Commissione parlamentare d'inchiesta credo che potremmo ancora dare un serio contributo, un importante contributo proprio in questa direzione, non solamente analizzando quelle che sono, e non l'abbiamo mai fatto, qui non vedo il senatore Magni, ma noi non ci siamo preoccupati solo di andare a analizzare quelli che sono i casi di infortunio accaduti, facendo delle inchieste, ma raccogliendo invece e valorizzando quelle che sono le migliori esperienze presenti nel nostro sistema produttivo affinché, lo voglio ripetere, signor Ministro, diventino un patrimonio comune e ispirino nuove politiche pubbliche.
È questo il valore aggiunto che il nostro Parlamento, le nostre istituzioni devono e possono offrire. Come Lega abbiamo sempre sostenuto che non esiste assolutamente una contrapposizione tra la tutela dei lavoratori e la competitività delle imprese, anzi, al contrario, voglio ripeterlo anche questo, un'impresa che investe nella sicurezza è un'impresa più moderna, un'impresa più efficiente, un'impresa più competitiva. È altrettanto fondamentale proseguire con decisione al contrasto, è stato detto anche questo, del lavoro irregolare, agli appalti opachi. Qui condivido quello che ha detto il senatore Occhiuto. I subappalti spesso sono necessari. Noi abbiamo cantieri che hanno la necessità di avere ditte specializzate che si occupano di alcuni processi produttivi, quindi non dobbiamo guardare tutto in maniera negativa. Certamente dobbiamo essere rigidi, seri e controllare quelli che sono gli appalti opachi, anche quelle situazioni che troppo spesso creano magari casi ripetuti e concentrano infortuni gravi. Ogni lavoratore, lo abbiamo detto, ha diritto di uscire da casa, di andare al lavoro, ma di farvi ritorno in sicurezza. Questo deve continuare ad essere, e lo sarà, ne sono certo, una linea guida di tutte le istituzioni. Vado a concludere, Presidente. Questo governo, questa maggioranza ha dimostrato, secondo me, con i fatti, di considerare la sicurezza sul lavoro una priorità, mettendo in campo riforme, risorse e una visione che punta sulla prevenzione, sulla formazione, sulla responsabilità e sulla collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, non dimenticando gli aspetti culturali che sono fondamentali. Come Lega continueremo a sostenere questo percorso con convinzione, forti anche che il lavoro che stiamo svolgendo in commissione d'inchiesta e anche da quella che è l'esperienza che abbiamo maturato sui territori ci permettano di avere un obiettivo comune, che è quello di ridurre gli infortuni, salvare vite umane e rendere il lavoro sempre più sicuro. Per questo motivo annuncio il voto favorevole del gruppo della Lega alla risoluzione di maggioranza che sostiene la relazione del governo. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Intorno a me non bastava più, là sentivo marinai che cantavano Aldebaran, andare, andare, andare lontano sempre Aldebaran. Niente si partì verso niente, quanti non lo so, anch'io avrò diritto anch'io di decidere se ho voglia di sparare o di arrendermi. Aldebaran, in alto, in alto, in alto dei falsi dei. Aldebaran mi ha messo in tasca 30 denari, ma non miei, come sei, come sei, se ci sei, per la dei fratelli miei, come sei, come sei, terra dove vivrò con lei e con suo corpo che Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.